dal panificio Fachin a Priuso di Sochieve, e vinta dal 1986 a fare i crostui. Il gnoma ha recuperato questa ricetta di un vecchio libro e da anche volta i fasin quel tipo di crostui per i nostri clienti e sui nostri territori soprattutto. Allora, è vintacat il periodo di Carnevale e da un 5-6 anni il prodotto ha avuto successo soprattutto alla Val de Gano, da Villa Ovaro Rigolat, che a Milutiolo in tutto il team dall'anno. Voi stiamo cucinando i crostui di Prius, che gli ingredienti sono questi: farina, burro, zucchero, limone e arancia, una presa di sale, vaniglia, bicarbonato, un us, zucchero a velo, limone e arancia grattata, grappa, rum e vino. Allora, chiappi la farina e la passi al setaccio in muttavegni per fare la fontana, no? Ecco, fai la burruta così. In l'uovo, il zucchero, un pizzico di sale, un po' di bicarbonato, un po' di vanillina, dopo metti la scorza di un'arancia e il limone grattugiato e dopo i girini ben planinco, con pazienza. Aggiungo il burro, i giunti la spoglia. Allora dopo i vini metti un gottino di snap, io metto anche un gottino di rum, e appena un gottino di vino, e dopo si può aggiungere anche un gottino di sugo di limone e di naranza, come gli amalgamini ben tutto. Perché metti un gottino di farina, se no. E io voglio un momento. Impastino a mano, perché così l'impasto al senti il calore dalla mans e la spoglia resta morbida e al vin mio, insomma. E dopo bisogna sentire con le mani la consistenza dell'impasto. Quando è sotto, sì, orientativamente si mette che quantità di farina, però dipende anche dalla giornata e dalla farina, no? Sia di sentire sei sotto, sei massa umida e via, no? Ecco che chi va benissimo. Ecco fatto.